Invece lei che cosa ci racconta di molto più terreno, eh? No, tutto parte invece, non è stata una cosa terrena, voleva essere un nobile gesto per questo Natale che ci volevo fare un regalo a mio cugino Alfio. Quindi un nobile gesto, perché diciamolo francamente, quando uno pensa a un parente e gli fa un regalo, è un nobile gesto, un segno di affetto. Segno di affetto, sì. E ci volevo comprare, come ce l'ho comprato, un telefonino nuovo. Ah, bene. Ma io non lo sapevo. Che cosa? Ma che hanno fatto passi da gigante? La tecnologia, guarda, corre. Ma, signora Rosa, io ho entrato in questo... Sono entrato. Ma ne ammazzare, non l'ho vista lei. Che c'è? Non c'era lei. Io non c'ero. Non c'era? No. Ah, sono! Lasciamo stare. Sono entrato in questo negozio. Ti ho detto, senta signorina, io... Bella signorina... Ah, sì? Ah, non disprezzando, signora Rosa. Devo dire che molti negozi hanno queste commesse... ma una creatura che salutiamo tutte le commesse e tutti i commessi. Niente, una creatura che lei fa schifo. Ma che c'entra? Ma mi posso paragonare... Intanto non mi posso paragonare a nessuna donna, ovviamente, ma poi non voglio fare paragoni. Perché lei si volesse paragonare con la donna? Ma assolutamente no, ma neanche con un uomo. Io sono quello che sono, gli altri sono meravigliosi. Scassulibili. Non si abbatta. No, non mi abbatto. Non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Entro in questo negozio, si avvicina questa bella signorina commessa con la camicia tutta sbottonata. Io entrai e ho detto, guarda signorina, io un po' come ammareggiai, un pochettino, però sa, fremmo rimasto, dovrei fare l'uomo. Un regalo a mio cugino, io ci vorrei regalare un telefonino. Un telefonino. Mi fa, che bella idea. Quindi la signorina mostrava. Sì. Che bella idea. Ha capito. Nokia. E un'occhiata ci abbia. Certo. Lei ha capito Nokia. Certo. Poi ci disse, non lo so, faccia lei. Dice, comunque, guardi, Sony. E il gioco c'era stai male. Perché? Perché ci guarda, non mi risulta che per cattare su un telefonino uno che essere maestro di musica. Ma che c'entra? Il maestro dice, no, è la marca. La marca, Sony è una marca. È la marca, mi disse. Intanto mi dica con che carattere lo vuole. Ci sta uno che non si ingaccia mai. Certo. Tranquillo, sereno. Certo. Dice, questo va bene? Ci sta quale? Dice, questo. Dico, quale? Questo! C'aveva un telefonino, ve lo giuro, se vi stai dicendo una menzogna, signore, ma castiare, ma riducere come io. Un telefonino che era quanto una fava. Io sto bene, vabbè, lasci perdere, andiamo avanti. Era quanto una fava, vabbè, sapete la fava? La faviana. Sì, la faviana, sì. Un telefonino che aveva... Piccolo. Dice, questo ha tutte le funzioni. Sì. Ci sapete chi è un barrino? Le funzioni non c'è le funzioni religiose sono quelle dei preti, le funzioni, cioè... Ma così piccolo. È molto completo. Lei dice, questo può fare i numeri coi diti. Sì. Oppure con questa pennina, con la punta può fare i numeri, giusto? Se lei c'ha il dito grosso che non ci viene bene, oppure ci può anche parlare. Col telefono. E i numeri si fa idro. Sì. Lei ci dice, per esempio, 0, 5, c'è questa funzione. E perché fa? Com'è che gli fa il telefonino? Per esempio, 095, 104, ci va 095, se lei non sa parlare, chi non lo capisce. Certo. E poi dice la comodità, dice, ma guardi, non pesa niente, è piccolissimo, lo può tenere dove vuole, lei farà un comparsone con questo. Dice leggerissimo, guardi, e abbiamo un sacchetta. Dice lei lo sta sentendo in tasca? Ma guardi veramente, è come se io non ci avessi nada. È come se non avrebbe... È come se non ci avessi oppure come se ne avesse niente. Bravo, ha visto che ci arriva, ha visto che lei alla fine ci arriva, basta dire oppure e trova la soluzione. Ora dice lei, sono talmente leggeri che uno non se ne accorge. Ora dice lei me lo dà, dice io ci spiego tutto, dice non costa né poco, manco troppo assai, però dice per quello che è, dice melodia, butta mano in dai secchietta, melodia. Non la rosa. Che c'è? Che sta facendo? Che fa? Signorina, io. C'hai un casicchietta un poco spunnata, ma...
che fa? Ma io non lo sto trovando. Chi sta dicendo? Lei sta facendo lo gnome? Lei sta facendo lo gnomo? Lo gnomo? Chi è lo gnomo? Lei sta facendo un sciauni, voleva dire... Lo gnorri! Gnorri? Lo gnorri! Dice, mi dia subito il telefono. Sì, signorina, non lo sto trovando. Dice, lei sta facendo il furbo, si vuole fregare il telefonino. Signorina, non lo sto trovando. Dice, si leva la mano. Ida. Dice, lo prendo io. Ah, gli ha buttato la mano. La signorina? Sì. Anche la signorina ha fatto questo? Ha buttato la mano da secchietta. Sì. E comincia a rimanere. Va bene che è tardino, ma stia attento a quello che dice. E comincia a rimanere per cercare il suo telefonino. Sì. Ma che rima? Ma che rima? Non si può rimanere. Certo. Non si arrimina nella secchetta del No. Lanciamo un appello, un contrappello. Ma che appello? Lo sanno che non si arrimina, soprattutto nelle tasche degli altri. Per cercare un telefonino. Scusi, allora. Siamo fatti di carne. Lo so. Non è che siamo fatti di legno. No. L'uomo non è di legno. Arrimina vuole, arrimina. Dopo, E insiste, non dà remanata. Arrivato a un certo punto, che cosa ci vuole? Certo, arriveranno. Può passare qualche secondo in più, ma alla fine. Come ci vuole, dice, Questa è la signorina? Sì. Perplessa? Maria. Titubante? Dice, ma questo, dice, questo che cos'è? Lei dice, ce l'aveva già. Certo. Dice, ma è un modello sorpassato ormai. Perché? Che sia aggiornatissimo all'avanguardia. Certo. Che se questo piglia magari in Thailand. Sì. Lei? Va bene. Lei? Lei? Sì. Aspetta, poi facciamo tutta una cosa all'ultimo. Sì, certo, facciamo tutto in una volta poi, sì. E deve fare, dice, ma Dice, ma è anche un designer strano. Certo, sì, non era la solita forma del telefonino. Sì. E mi dice, ma lei con questo ci parla? Ci deve parlare proprio, no? No. Ogni tanto ne tagliamo un dato. Che ci dovevo dire? Scusate, ma stavolta non posso non ridere anche io. Vabbè, parlargli proprio no. E dove ci parla lei? Sì. Ma ci sta il gabinetto per solito. Sì, di solito là. Dice, ma perché da piglia meglio? Ma si prende ovunque. Sì. Basta, è arrivato a un certo punto, dice, ma il mio dov'è? Ma che cosa adesso? Dice, aspetti che lo, siccome c'avevo messa la scheda, dice, aspetti che lo faccio suonare. Va bene. Perché è giusto. Non c'ero vibro. Sì, la funzione vibra-call, sì, che si mette quando non si vuole essere disturbati. Ci aveva fermato un danginaglia preciso. Cioè attraverso il buco della sacchetta si era fermato nell'anginaglia tra la anginaglia. Sì, de minimis pretor non curat. Minchiate non ne dobbiamo dire. Esatto, no, soprattutto non dobbiamo dire cose troppo precise, sì. Allora ci ho detto, lo sento signorina, lo sto sentendo nell'anginaglia. Nell'anginaglia, sì. Mi disse, fermo, non si muova che lo prendo io. Temeraria. Temeraria la signorina. E a chi la mano da secchetta. Sì. Ad un momento non trasi uso zitto. Il diavolo che ci mette la coda, il diavolo ci mette sempre la coda. E trovavo un coso che faceva così. Io da mano e io così perché certo. Perché cattiglia, quando vibra il vibra con cattiglia proprio, diciamo. No, non ci crederà, più strunzo mi pigliavo e più strunzo me la stavo. Sì, va bene. Stavo andando a fare bene e finivo così. Va bene, signor Liceo Scalisi, si accomodi.